Dopo il caos di ieri mattina con tutta la città bloccata a causa dell'autobus in fiamme in tangenziale, i tecnici di Cassugana al lavoro più un piano di viabilità alternativa, a confermarlo il sindaco Conte. E ieri all'incontro tra Conte e Salvini a Roma si è parlato anche dell'ex caserma Zanusso di Oderzo, dal Viminale la conferma, a brevissimo, pari entro fine anno, la struttura verrà chiusa. Massacro di Fontana di Villorba, questa mattina l'autopsia sul corpo di Igor Oiovanu, il ventenne moldavo ucciso sabato notte a uccidere un unico offendente, fatale alla schiena. Il caso dei cafoni dei Buranelli, tutti i trevigiani identificati, sono stati convocati al comando dei vigili, ma del quartetto il protagonista del salto in acqua senza vestiti non si è presentato. A Mogliano ennesimo furto subito da un consigliere comunale che ora rassegnato dice: lascerò le finestre aperte, almeno così se entrano non dovrò pagare ulteriori danni. Stop della consulta, la legge regionale che imponeva la bandiera del Veneto su prefetture ed edifici sedi di organi statali, secondo i giudici è incostituzionale. Zaia dice assurdo, la ripresenteremo nell'intesa sull'autonomia. Da Cima a Grappa al Piave le immagini della montagna trevigiana con una delle ultime transumanze dell'anno, la marcia della Mandria di Malgapizzi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali torna in primo piano ad occuparsi di quanto accaduto ieri mattina, dei tantissimi disagi, del caos con la città bloccata a causa dell'autobus fermo in fiamme lungo la tangenziale. Bene, già oggi i tecnici di Cassugana al lavoro per progettare un piano di viabilità alternativa in casi di emergenza come quello di ieri. A confermare questo inizio di lavoro è stato il sindaco Mario Conte ai nostri microfoni oggi. Sentiamo. Forse non si riuscirà mai a calcolare quanto sia costata alla collettività la tangenziale bloccata di ieri. Di certo ore mancate in ufficio, lezioni saltate a scuola, appuntamenti annullati hanno inciso e non poco nella collettività che si è sfogata nei social chiedendosi come nel 2018 si possa ancora rimanere imbottigliati nel traffico di una relativamente piccola città. Eppure a riguardare le immagini di ieri si capisce come con queste strade sia essenziale intervenire subito con deviazioni apposite in caso di chiusura della tangenziale. Il primo ad essersene reso conto è il sindaco che ieri, pur essendo a Roma, ha seguito passo passo l'evolversi della situazione in città. C'è stata una paralisi totale del traffico e quindi qui bisogna intervenire. Abbiamo già attivato gli uffici per studiare delle soluzioni di emergenza nel caso in cui succeda qualcosa nella tangenziale. Non è possibile che la città rimanga completamente paralizzata. Un piano che inevitabilmente deve coinvolgere anche i comuni della cintura urbana, i primi a dover assorbire il traffico deviato dalla tangenziale. Deve essere un progetto intercomunale, quindi contatteremo immediatamente tutti i comuni, Quinto, Casier e tutti quelli che in Silea che interessano la tangenziale per studiare una viabilità alternativa in caso appunto di episodi di emergenza. Intanto proprio MOM oggi ha presentato 20 nuovi autobus che rientrano nel progetto di rinnovo del parco macchine dell'azienda. Stendiamo un velo pietoso su questo paragone, l'ho detto e continuo a ripeterlo, noi quando parliamo di Regione Veneto parliamo di Regione Veneto come un'eccellenza in diversi settori, dalla sanità al turismo, ma è bene ricordare che la Regione Veneto è un'eccellenza e non ha pari a livello nazionale per il trasporto pubblico locale. L'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti risponde così alla consigliera comunale PD Antonella Tocchetto che ieri, a proposito del bus andato in fiamme in tangenziale, aveva paragonato Treviso a Roma. L'assessore De Berti parla di eccellenza veneta anche per quanto riguarda i trasporti, proprio nel giorno in cui MOM presenta 20 nuovi mezzi che vanno a rinnovare il parco macchine dell'azienda. Si tratta di bus dotati di controllo satellitare, di sistemi di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei passeggeri, ma anche di autisti e controllori, negli ultimi tempi troppo spesso vittime di atti violenti. Le telecamere, al momento a registrazione interna, sono già predisposte per essere collegate in futuro alle centrali delle forze dell'ordine. Tutte le vetture sono inoltre dotate di validatrici elettroniche con possibilità di pagamento contactless con carta di credito, di contapasseggeri digitali e wifi libero. Autobus alimentati a gasolio in un momento in cui l'Europa sta dichiarando guerra proprio ai diesel. Fa delle riflessioni sul gasolio e il top al momento è l'Euro 6, ovvero anche sull'ibrido. Quindi la mobilità elettrica e gasolio, e quindi la scelta al momento è di indirizzarci e di portarci su veicoli ecologici Euro 6. Ma nei progetti di MOM anche il potenziamento dell'operabilità treno-gomma, con particolare attenzione alle infrastrutture. Noi abbiamo già in preventiva, stiamo già
pronti per partire con i lavori a Castelfranco, dove c'è il comune che ci aiuta e ci sarà l'autostazione attaccata alla stazione. Il progetto anche a Montebelluna, stiamo dialogando con il comune di Treviso, quindi con l'amministrazione comunale di Treviso, per trovare soluzioni adatte. Stiamo dialogando con Vittorio Veneto Oderzo. Abbiamo visto prima il sindaco Conte e, come abbiamo ricordato nel servizio, ieri era a Roma per parlare con Matteo Salvini. Tra i vari temi anche quello dei migranti, ma non soltanto per quanto riguarda l'ex caserma Serena. Da Roma infatti è arrivata la conferma, a brevissimo tempo, pare entro fine anno, chiuderà anche l'ex Zanusso di Oderzo. La chiusura della caserma di Zanusso di Oderzo sia veramente a brevissimo, però l'obiettivo nostro è quella che tutti questi centri di accoglienza chiudano. E con quel brevissimo si intende entro fine anno. A garantirlo ieri il colloquio, numeri alla mano, con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per esempio la struttura dell'ex caserma Serena ha da più di 800 richiedenti asilo presenti a 348 attuali, quindi il trend è in continuo calo. Il ministro mi ha garantito che si procederà in questa direzione e quindi sono assolutamente ottimista che nel giro di anche poco tempo la struttura continuerà ad alleggerirsi fino ad arrivare finalmente alla chiusura. L'effetto Cona si allunga dunque anche nella Marca, dove, va ricordato, ad Oderzo i richiedenti asilo vivono da anni in tendoni da sagra. Condizioni non più sostenibili, accompagnate pare da continui problemi logistici, impongono al più presto il trasferimento dei migranti attualmente presenti, anche se l'obiettivo, confermato ieri nel colloquio del sindaco con il ministro, è la chiusura della totalità dei centri di accoglienza nella Marca e non solo. Delle politiche finalmente logiche da parte di un governo faccia sì che questi sbarchi non avvengano più. Allora la cronaca con l'omicidio di Fontane e di Villorba e stamane l'autopsia sul corpo della vittima, Igor Ojovanu. Un unico colpo fatale ha ucciso Igor Ojovanu, il ventenne moldavo pugnalato alla schiena. In mattinata l'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto conferma quelle che sono state fin da subito le ipotesi. Il giovane è stato raggiunto da un fendente, secondo una prima ricostruzione assestato alla schiena mentre stava scappando e che ha causato una grave emorragia al torace. La morte in pochi secondi. Quando sono arrivati sul posto i sanitari del SUEM 118, per il ventenne non c'era già più nulla da fare. Ucciso per una rissa in un giorno di festa, un giorno dove avrebbe dovuto regnare l'allegria, un giorno che invece si è trasformato in tragedia. Ora si attende al nulla osta per poter dare l'ultimo saluto a questo ventenne, considerato un bravissimo ragazzo e studioso. Tornerà nella sua terra accompagnato dalla sua famiglia. Intanto continua l'iter giudiziario e l'indagine dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica della rissa terminata con l'omicidio. I due imputati, Florin Ionut Stingaciu, 26 anni, rumeno, e l'albanese Ruben Hikika, di 28 anni, per ora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma presto, ci spiega l'avvocato Alessandra Nava, parleranno. Abbiamo necessità di un attimo di tempo e dopo certamente i ragazzi vogliono essere sentiti dal pubblico ministero. Per dire la loro verità. Certo. Domani intanto sarà conferito l'incarico per una perizia medico-legale sia sui due feriti, tuttora ricoverati all'ospedale di Treviso, compreso il futuro neosposo, sia su richiesta della difesa sulle due persone indagate. Sono state anch'esse portate in ospedale, si sono recati loro stessi in ospedale, e avevano chi colpi da trauma, quindi trauma cranico, colpi comunque da difesa e lesioni da difesa, e sia delle lesioni da taglio, imposti che peraltro mi pare anche difficile che una possa provocarsi. Per cui, proprio per capire meglio la dinamica, abbiamo chiesto al pubblico ministero che si estendesse l'accertamento anche sugli indagati. Non esiste, secondo l'avvocato Nava, nessuna terza persona coinvolta nella maxi rissa e legata ai due indagati, solo il rumeno e l'albanese e la compagna del primo, anch'essa colpita. Il primo è accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, il secondo invece deve rispondere di tentato omicidio. Allora è il caso, lo ricorderete certamente, dei giovani che il mese scorso si sono tuffati sul Cagnan ai Buranelli. Siamo in centro a Treviso.
Tutti i trevigiani identificati sono stati convocati al comando dei vigili di via Castello d'Amore. Del quartetto però proprio il protagonista del salto in acqua senza vestiti non si è presentato. Richiamato, sentite cosa ha risposto al comandante della polizia locale. Quando l'abbiamo contattato siamo rimasti sbigottiti, nel senso che a fronte di una nostra richiesta di presentarsi presso il comando polizia locale per spiegare la sua posizione, ci ha detto che non aveva assolutamente tempo, che in quel momento si trovava all'università e in ogni caso si era già rivolto al suo avvocato. Questa è la risposta del tuffatore arrogante dei Buranelli. Arrogante per aver pensato che nella sua città può fare quello che vuole impunemente e ancor più arrogante per una risposta che sottintende come col denaro lui si può permettere tutto. Così quanto pagherà lui o comunque la famiglia? Diciamo che il codice della strada prevede una sanzione che va dai 5.000 ai 30.000 euro. Discreta differenza rispetto agli altri protagonisti che invece Cineri in testa e alcuni accompagnati dai genitori si sono subito scusati per la ragazzata. L'amico che era assieme indubbiamente ha subito una sanzione molto ma molto più contenuta, 300 euro. Resta il fatto che la polizia non può nemmeno andare a prendersi né all'università né tantomeno a casa dei genitori a Silea il tuffatore arrogante. Con la forza non lo possiamo assolutamente fare, indubbiamente se questa persona si presentava, ripeto, si poteva cercare di capire le ragioni di questo atto che non può essere accettato e cercare di vedere se c'erano altre strade da seguire rispetto o diverse rispetto alla sanzione che abbiamo comminato. Ecco perché quella che poteva chiudersi come una ragazzata di un gruppo di ventenni rivela invece una vera e propria falla nella nostra società, dove questa generazione di genitori, invece di educare al rispetto delle regole, ha indicato nel denaro il vero centro del potere. Lei ha mai visto un atto d'arroganza del genere? No, sinceramente no, sono rimasto, ripeto, molto perplesso perché io faccio mente locale alla mia gioventù, indubbiamente se avessi fatto quando ero giovane io, avevo quell'età, indubbiamente la reazione mia sarebbe stata completamente diversa, anche perché poi avrei subito delle conseguenze sicuramente non piacevoli all'interno della famiglia. In questo caso invece il ragazzo si sentiva fortemente protetto. Con la cronaca per parlare di sicurezza a Mogliano Veneto, con l'ennesimo furto subito da un consigliere comunale che adesso è più rassegnato che rabbioso. Sentiamolo. Ieri mattina praticamente alle 10:15 sono entrato in casa mia per l'ennesima volta nel giro di un anno, diciamo che è la terza volta nel giro di un anno, quarta volta nel giro di 3-4 anni fondamentalmente. Martino Michelan, consigliere comunale d'opposizione, abita in questa villetta a Mogliano Veneto. È lui stesso a raccontare l'ennesimo furto subito ieri mattina intorno alle 10:15 mentre si trovava al lavoro. I banditi si sono introdotti in casa forzando il balcone che Michelan, dopo l'ultimo colpo, aveva rinforzato con queste barre. Ma i malviventi non si sono fermati nemmeno davanti a questo. Ho fatto delle modifiche che loro hanno osservato perché sono venute qua con strumentazioni in modo tale da sopperire a quelle modifiche là. Non è servito niente perché hanno distrutto il serramento. Vengono con mezzi tecnici, martinetti idraulici e roba del genere, fanno quello che devono fare in pochissimi secondi. Hanno divelto la finestra con le stesse modalità dell'anno scorso, quindi mi viene anche il dubbio che siano sempre gli stessi che si organizzano. Dopo aver forzato il balcone utilizzando un pezzo di ferro hanno divelto il vetro della finestra, una volta in casa hanno richiuso gli scuri in modo che da fuori nessuno notasse qualcosa e hanno lavorato indisturbati. Alla fine se ne sono andati scappando attraverso i campi portando con sé un orologio da taschino regalato a Michelan dalle sorelle. Ormai non c'è più nulla da portare via, neanche i soldi che risparmio li spendo in serramenti. A colpire e spaventare il fatto che abbiano agito in pieno giorno incuranti di poter essere notati da qualcuno. Qua la gente era abituata a stare in orto, andare in giardino, lasciare completamente la casa aperta. Adesso praticamente bisogna blindarsi dentro 24 ore su 24. Si vive malissimo, non c'è alternativa, qua non si può fare nulla. Dopo il terzo furto subito in meno di un anno, la paura lascia lo spazio alla rassegnazione. Cosa pensa di fare adesso? O vendo tutto e vado via, oppure aspetto, lascio le porte aperte che vengano dentro, intanto pulirò quando entrano. Questa porta qui praticamente è aperta, perché così almeno non me la rompono, diciamo, risparmio sul vetro.
La bandiera della Regione Veneto non svetterà più sulle prefetture né sugli altri edifici, sedi di organi e uffici statali e di enti di organismi pubblici nazionali. La Consulta ha infatti cancellato l'obbligo di esporre il gonfalone, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma della legge regionale del 2017 che aveva introdotto questo obbligo e ne ha dichiarato la illegittimità appunto costituzionale. La disposizione, secondo la Consulta, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. Per la Consulta vengono violati l'articolo 117 della Costituzione e anche l'articolo 5 della Costituzione, che enuncia il principio di unità e indivisibilità della Repubblica. Cosa ne pensano allora i trevigiani di questa stop arrivato da Roma dalla Consulta? L'abbiamo chiesto proprio a loro. Penso che la bandiera della Regione sarebbe stata un'usanza da mantenere. Per me è sbagliato, perché la regione, cioè dove si abita, si deve essere identificati e penso sia una cosa importante. Secondo me non dava nessun fastidio, quindi siamo veneti, va benissimo anche la bandiera, a parte quella italiana sicuramente, a parte anche quella europea, va benissimo anche quella veneta. È sbagliato, è bello avere una propria identità, e le riesci in pugliese? Ma non mi sembra che avere la bandiera regionale possa far pensare a qualcosa di particolare, non comune, non mi pare. Mi dispiace, più che altro. Penso non sia un gesto comunque corretto, credo possa essere sempre una cosa che ci rappresenti un po' tutti quanti noi. Perché è giusto che va messa. Quindi ogni regione è giusto che abbia esposta la bandiera, sì. Credo sia un grave errore per mancanza di rispetto ai veneti. In linea con quanto detto oggi dai trevigiani ai nostri microfoni anche la replica quasi immediata del governatore Luca Zaia, che ha detto dover commentare una vicenda simile è imbarazzante. Ripresenteremo senz'altro questa legge e chiederemo che l'obbligo di esporre la bandiera del Veneto in tutti gli uffici pubblici nazionali sul territorio venga introdotto nell'intesa con l'attuale governo sull'autonomia, perché è un interesse della collettività regionale che la propria bandiera sia affiancata a quella dello Stato. A impugnare il nostro provvedimento, ricorda Zaia, fu il passato governo e non credo che con quello attuale si sarebbe arrivati a tanto. Ce la si è presa, aggiunge, con la bandiera che ha più di 1100 anni di storia e rappresenta una intera identità, dicendo di fatto che vale meno di altre, e questo non lo si può accettare. A far discutere intanto su un altro fronte, un'altra vicenda, quella della foto postata dal consigliere regionale Villanova sul suo profilo Facebook, la foto di una donna che indossava il niqab, il velo integrale, accade a Pieve di Soligo e si è scatenato il dibattito sul web. Lui spinge il passeggino, lei accanto, addosso il niqab, il velo integrale, il volto completamente coperto. La foto finisce sui social network, si scatena la polemica. A sollevare la questione il consigliere regionale della Lega Nord Alberto Villanova, residente proprio a Pieve di Soligo. Un fatto, commenta, che ormai si ripete quotidianamente nel mio paese. Io dico, l'integrazione non deve essere qualcosa che devono fare gli italiani, cioè non siamo noi che dobbiamo abituarci a queste situazioni. Devono essere le persone che arrivano, che si integrano, quindi accettano gli usi, i costumi, i valori, le tradizioni e le leggi del nostro territorio e in qualche modo fanno dei passi avanti per integrarsi. E lì non c'è nessuna voglia di integrarsi, questa è la cosa che è più evidente in questi comportamenti. I casi non sono affatto in diminuzione ma aumentano, denuncia Villanova. Questa non è integrazione. La libertà religiosa è sacrosanta e nessuno la mette in dubbio. Altra cosa è andare via travisati per motivi religiosi, cioè visto che per tutti gli italiani è impedito il fatto di andare via con un casco in testa, un passamontagna, questo deve essere uguale per tutti, cioè senza distinzioni di razza, religione e compagnia. Tutti quanti devono avere gli stessi diritti e tutti quanti a viso scoperto. In Veneto l'estate scorsa è stato approvato il regolamento che di fatto vieta l'accesso agli ospedali e altre sedi di enti e società regionali con il burqa o il niqab. Ora Villanova dice: avevo presentato un progetto di legge per impedire l'uso del velo integrale in tutta Italia. E questo adesso io ce lo manderò anche al Ministro dell'Interno per vedere se può essere portato avanti a livello nazionale in modo di impedire, come stanno facendo altri Stati europei, perché anche altri Stati europei hanno già vietato l'uso del burqa. Sul web la foto ha scatenato una lunga serie di commenti, molti dei quali danno ragione al consigliere regionale. Una polemica che sicuramente sarà destinata a infuocarsi ancora. Adesso una breve pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo da Castelfranco dove scattano le maximulte per sposi e parenti maleducati. Coriandoli o riso lasciati a terra dopo il matrimonio? Attenzione, chi lo fa rischia fino a 500 euro di multa. L'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto intende porre un limite ai festeggiamenti sul suolo pubblico in occasione delle celebrazioni matrimoniali. Dopo le numerose segnalazioni ricevute per imbrattamento di strade cittadine, affissioni illegali di annunci su lampioni e segnali stradali, Stefano Marcon, che oltre ad essere sindaco e anche presidente della provincia, ha deciso di stroncare i maleducati che dopo aver festeggiato abbandonano rifiuti di ogni genere sui sagrati delle chiese e sulle strade comunali. C'è da dire che una volta si puliva anche, oggi magari non si cura più la pulizia così come la si curava all'epoca e quindi l'attenzione che vogliamo porre è a far sì che non ci sia al termine del festeggiamento fuori dalla chiesa dello sporco per terra. Castelfranco Veneto è rinomata per la bellezza del suo centro storico e nonostante negli ultimi tempi ci siano meno matrimoni è una città molto ambita per le unioni nuziali. Bellezza e decoro che tutti i residenti intendono conservare. Credo che sia una cosa ovvia e giusta che lo facciano perché sono loro che imbrattano la città, per cui trovo una cosa giusta. Sì, sono d'accordo, bisogna poi riassettare come era prima. Ha ragione, la città deve essere pulita, è di tutti i cittadini, è il loro compito renderla vivibile visto che ci vivono anche loro. Perché se può fare anche a meno di sporcare per terra. Ed una delle splendide immagini della montagna trevigiana con una delle ultime transumanze dell'anno da Cima Grappa, la marcia della mandria di Malga Piz. Per voi cosa significa questo giorno? Ma è una tradizione, adesso noi da quando abbiamo preso la maglia qui siamo partiti il primo anno e si porta avanti una tradizione, una gran festa per noi la Smontegala. Ha meno di 30 anni e da sempre vive e ama la montagna. Daniele Piz, malgaro da generazioni, ha condotto anche quest'anno una delle ultime transumanze della stagione 2018 sul Grappa. Un vero e proprio rito che inizia alle 4 del mattino e che vede assieme uomini e bestie lungo la strada verso casa. Un piccolo esercito fatto di sorrisi e muggiti, di campanacci e volti giovani, di zoccoli e scarponi che lasciano il Monte Palon a 2 passi da Cima Grappa per scendere fino al Piave, in quell'acquero che la storia ricorda per la prigionia di San Girolamo Emiliani quando era territorio trevigiano. Immagini di altri tempi dove la vera notizia sono i giovani presenti che non hanno paura delle bestie e non storcono il naso con gli odori che anzi si appassionano ai lavori di montagna. Io sono nata in un ambiente di campagna, mio padre è azienda, ho provato da piccola un po' con la motosega a casa, poi a scuola abbiamo una squadra dell'istituto che fa gare con la motosega. Ho fatto delle gare, ho ottenuto risultati, poi mi sono messa in contatto con la federazione italiana e con loro sono andata al mondiale lo scorso agosto. Intanto si scende fino ad arrivare ad Alano, dove ad attendere la mandria c'è tutto il paese con fascia tricolore in testa. Per noi avere delle persone che badano in poche parole a questo territorio montano è tutto, come Malga Piz che hanno un bel territorio, 90-100.000 metri. Loro hanno 100 mucche, 100 capi, loro riescono a gestire bene questo spazio, lo pascolano e lo tengono anche pulito, per cui per noi è una risorsa avere queste persone in montagna. E la marcia continua fino a lambire il Piave, arrivando a Quero, dove un letto di fieno attende nella stalla invernale l'arrivo della mandria con le nuove leve nate durante l'alpeggio. E già si pensa al prossimo maggio, perché in fondo c'è già la nostalgia per quegli orizzonti infiniti e quel silenzio arboreo che solo chi vive la malga respira ogni giorno e che riesce a tramandare a questi volti abbronzati dal sole e non dal neon degli schermi digitali. Perché venite giù a fare la transumanza? Per passione, sì. Ma ragazzi come voi, internet e il computer, non sarebbe meglio che non venire qui in mezzo alle vacche? Per me no. No. È molto meglio nella natura. Poi è tutta salute. Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Simonetta Rubinato del Partito Democratico sono gli ospiti fra pochissimo di 20:10 con Ferdinando Avarino, da non perdere. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.
Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 5 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno, al massimo velato un po' ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti sulle province meridionali. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque. Sarà infatti una bella giornata. Asciutto e senza piogge degne di nota, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 23 gradi circa. Diamo infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno e limpido, salvo per innocui addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 27 gradi circa. Dal meteo è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.